Ora c'è anche l'Istria. L'Euroregio senza confini si allarga. Nell'assemblea tenutasi stamane a Parenzo, i presidenti delle regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Land della Carinzia hanno dato l'assenso unanime all'ingresso della regione istriana nel gruppo, avviando così la procedura per l'adesione formale del nuovo componente. Direi la realizzazione di un sogno, ovvero l'ingresso della regione Istria nel nostra Euroregio senza confini, il che significa un progetto che si allarga sempre di più e che va sostanzialmente a confermare che abbiamo lo stesso mare e la stessa storia. Per Zaia questa è la migliore risposta all'Europa della burocrazia. Ma è esattamente quello che molti storici, che molti politologi hanno disegnato negli anni, ovvero un'Europa forte, ma che sia un'Europa delle regioni, delle comunità che hanno una condivisione di progetti comuni e non di quell'Europa dei burocrati. A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, l'Euroregio senza confini manda un segnale chiaro a Bruxelles. Sono necessarie politiche ad hoc per sviluppare territori che parlano sì lingue diverse, ma hanno tante affinità. Tendiamo innanzitutto che le nostre comunità siano rappresentate e che l'Europa abbia una vera e propria virata rispetto al fatto che bisogna dare risposta a comunità come quella istriana, come quella veneta, carinziana piuttosto che del Friuli Venezia Giulia, ovvero istanze dei territori che sono molto più vicini al popolo e molto più rispondenti ovviamente ai bisogni del popolo.